Bella a tutti ragazzi, belli dati un nuovo video rispetto al calciomercato Batman napoletano. Vi ritrovo qui nel secondo video di giornata, anzi nel terzo perché prima è uscito uno shorts. Come promesso, oggi andavo a pubblicare un video all'1:30 oppure direttamente dopo le 4:30, 5. Insomma, ho accumulato un poco di informazioni sul mercato e ve le riporto. Sono circa tre. Prima di incominciare col video, mi raccomando, ragazzi, andate a prendere magliette della Zeus. Vedete Zeus anche tute, perché la Zeus fa anche tute. Come vedete, questa qua è la maglietta della mia squadra. E mi raccomando, andate a prendere dalla Zeus. Dopo questo, iniziamo a parlare del calciomercato invernale, dei possibili acquisti del calciomercato invernale. Allora, prima parliamo dell'annuncio del ritiro dell'ex difensore, ormai ex difensore dello Spezia, ma anche è stato il difensore anche di varie top europee, sì, europee, scusate, di top italiane, come Juve, Atalanta, Milan se non sbaglio, cioè Mattia Caldara. Si ritira all'età di 31 anni. Questa notizia l'ha pubblicata Gianluca Di Marzio, perché aveva che Mattia Caldara gli aveva mandato la lettera di addio, gliel'aveva mandato in rubrica su WhatsApp, no, su WhatsApp, scusate, sui messaggi normali, sui messaggi normali, e gli ha chiesto di pubblicarlo. Poi passiamo a una notizia del Parma che andrà a prendere un nuovo portiere che da svincolato. Come sapete, oggi, cioè, come sapete, il Parma ha un infortunio, cioè quello del portiere di Suzuki. No, macchine, o portiere. No, perché che ha un infortunio alla mano, ha una frattura, se non sbaglio, non mi ricordo se alla mano in sé oppure se al pollice o all'indice, adesso non ricordo, e, sarà fuori per circa 3-4 mesi. E appunto, come ho detto, andrà a prendere un portiere entro qualche giorno, entro lunedì, martedì, andrà a prendere un portiere che attualmente è svincolato. Non si sa ancora il nome, non si sanno ancora i contratti, non si sa ancora niente, si sa solo questo, che il Palma andrà a prendere un portiere da svincolato dopo l'infortunio di Suzuki, e qui da qui voglio fare un appello al Parma. Tu sai, no? Che magari è un portiere bravo, sì, perché ammettiamolo, è bravo Suzuki, fa delle certe parate, certi inviluni bellissimi. Però tu Parma, se sai, perché diciamolo, Suzuki è fragile, e se sai che è fragile, vai in estate, vai a prendere un portiere di riserva. Chi va a fare la riserva? Ce ne stanno i portieri, ci sta per esempio un Ferrante che può crescere, poi ci sta un Contini che ha 28 anni e può fare la riserva, ci stanno i portieri, eh? Quindi tu ti sei andata, tu Parma, ti sei andata a negare un secondo portiere. Chissà, questo si faceva male e si è rivelato che si è fatto male. Cioè, mo chissà quando ritorna. Se sono vogliamo dire 4 mesi, vogliamo esagerare, 4 mesi. Dicembre, gennaio, febbraio, marzo, più i tempi di recupero, entra il penultimo mese di mercato, sì, vabbè, scusate, di Serie A, è andato ad aprile, entra questo.
con tutti i tempi di riabilitazione e tutto. Cioè, si è fatto questo settembre, ottobre, novembre, aprile e le prime 2 settimane di maggio. Tutto il blocco si è fatto 4 mesi e 3 settimane. Cioè, ma che stiamo a parlare, dai? Cioè, io sto scioccato da alcune società, da alcune società italiane, sto un po' scioccato perché fanno delle cose stupide, però vabbè. Allora, poi vorrei smentire una notizia che sta uscendo, che sta circolando su internet, non faccio il nome di chi l'ha messa su internet, no, per motivi di privacy e di immagine, di diritti di immagine. Allora, in pratica il Milan, come riportato da questa fonte, il Milan è sul portiere, dicono che sul portiere del Real Madrid Lunin, che può sostituire Magnani in estate. E poi aggiungono che c'è un'offerta da parte del club, cioè di quella di circa 20 milioni al Real Madrid e che potrebbe pure accettare. No, al momento non risultano dei possibili trasferimenti di Lunin. Lunin si trova bene al Real Madrid, può crescere al Real Madrid, poi magari sia in questa stagione non si trova tanto bene e dopo la pausa nazionale non si trova tanto bene e può andare via. Guardate, tutto può essere col mercato. C'è da ora che sto registrando il video, alle che ore sono? Le 7, le 3:20, sì, le 3:20, le 1:20, per esempio, alle 2 meno 20, tutto può succedere, tutto. Cioè, quindi, però al momento non mi risultano che Magnan può andare via. Certo, può andare via, ci stanno delle squadre come il Chelsea, però al momento non risultano offerte dal Milan Real. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, andate a prendere magliette e tute dalla Zeus. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, l'obiettivo sono 900 iscritti, siamo quasi a 100, ce ne mancano 15, 15 sì, e iscrivetevi al canale e lasciate un like. Ciao!